Le ho anche mandato un commento al sindaco che deve fare qualcosa perché non è carino vedere che siamo a livello di Napoli. 51esimo posto nella classifica italiana, penultimo posto in Veneto. Padova scivola di 6 posizioni a metà classifica nell'annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle 110 province italiane. Colpa della sicurezza, unica nota dolente in città, infatti, è la microcriminalità. A Padova si denunciano più scippi che a Napoli. In effetti le bici vengono rubate piuttosto frequentemente. Bisognerebbe rimetterci più o meno a galla, questa è una questione che dipende dal comune. I padovani sono bersagliati dai ladri di bici, ma a preoccupare sono i furti in abitazioni, calcolati in 500 ogni 100.000 abitanti, gli ultimi nel quartiere della Sacra Famiglia, dove un residente ha inseguito e preso a calci i malviventi. Non va meglio con le rapine, la nostra provincia è al 75esimo posto su 110. La sicurezza un po' dipende anche dai cittadini, perché se tutti i cittadini rispettassero le regole, molti incidenti e problemi non ci sarebbero. Ma francamente non vivo questo disagio della sicurezza, mi sento sicuro con le forze dell'ordine che ci sono in questo momento, insomma. Ci sono queste persone che vengono per le case, che rubano. Vado a vivere all'estero, per cui è una risposta.